è l'unica via di scampo quella, non ci passava a mezzo sotto, non è che Amici di Sportivi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo del CUS Palermo per l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il campionato regionale allievi Under 17 di fronte CUS Palermo e Academy Ribolla. Una partita che comunque andrà, qualunque sarà il suo esito, sarà anche l'ultima della stagione per entrambe le formazioni, considerando che sia la formazione in maglia nera sia gli arancio ospiti oggi sono matematicamente fuori dalla corsa per un posto ai playoff regionali. O comunque, per meglio dire, hanno già la loro posizione consolidata. Il CUS è out dalla corsa, mentre Ribolla invece è all'interno del novero delle squadre che parteciperanno alla post-season dopo la fine appunto della stagione regolare. Resta soltanto da stabilire il piazzamento per la formazione in maglia arancio ospite oggi del terreno di gioco di via Altofonte. Cos'è, match che sta per cominciare qualche minutino di ritardo rispetto all'orario previsto delle ore 10. Nel caso siamo pronti a vivere 90 minuti, gli ultimi 90 minuti della stagione del CUS, mentre, come detto, l'Academy Ribolla si prepara per affrontare poi la caccia, un piazzamento in ottica regionale. Ricordo ovviamente la composizione, intanto le sfide tra le squadre dal secondo al quinto posto di ciascun raggruppamento e poi gli scontri con le formazioni degli altri gironi in vista poi del prosieguo della lunga ancora stagione. Mentre è iniziata da qualche secondo la partita con la squadra di casa che cerca di gestire la sfera, ma c'è il recupero ancora da parte dell'Academy. Palla in profondità, occhio a questo pallone che balla al limite dell'area di rigore del CUS che però recupera, cerca di ripartire. CUS che in diverse circostanze, soprattutto nelle gare interne, ha mancato l'appuntamento con la vittoria, tanti pareggi interni documentati tante cose proprio dalle nostre telecamere. Ovviamente girone molto duro, molto tosto per la formazione cussina, che qui intanto cerca di liberare il pallone che si perde in fallo laterale. Per una rimessa che verrà eseguita dai padroni di casa. Colpo di testa, guadagna ancora qualche metro la compagine in maglia nera, con il duello vinto ancora una volta dalla compagine in maglia arancio, che prende il pallone, cerca la palla in profondità, l'anticipo però ancora CUS in possesso del pallone nella metà campo avversaria. Si combatte al limite dell'area dell'Academy, mentre a breve vi sapremo anche dare conto delle formazioni in campo, con questa pressione ancora ai danni del Ribolla, che però per un attimo riesce a uscire nel migliore dei modi da questa pressione molto alta da parte del CUS, che qui cerca di recuperare il pallone, qui prova a tenerlo in campo senza successo Gagliano. E Academy che cerca adesso l'uscita palla al piede con questa palla in avanti, la chiusura da parte di Tarantino. Poi subentra l'azione d'Amico, che ancora serve il numero 3 di casa, passa centralmente senza successo però. Che allora cerca di aggirare dall'altra parte con Kubi, che avanza palla al piede, prende il centro, il numero 11
tocco per Bargione, il dribbling di Bargione, però costretto a tornare sui suoi passi proprio davanti alla sua panchina, la panchina di mister Perrone. Fallo laterale, Kus che gestisce un nuovo possesso ancora con Tarantino. Servizio indietro per D'Amico che propone verso il centro, Kubi scavalcato dal pallone, ha toccato anche con una mano. E allora Academy che può ripartire con un calcio di punizione a disposizione di Alicata. Anzi, lascia il numero 6 al suo portiere Vella. La battuta del numero 1 ospite con la spizzata in avanti alla ricerca di Tripiano che viene anticipato. C'è l'uscita del pallone in fallo laterale con Basile pronto a rimettere in gioco. Con le mani Basile in avanti, il colpo di testa a cercare ancora Tripiano, poi Basile prova a intervenire ma il numero 17 alla meglio. Lo scambio con Renda, ancora Tripiano che prova ad andare sull'out di sinistra, viene fermato però quei serie di rimpalli anche con Pera colpito dal pallone, ma riesce il Kus a recuperare, anche se poi il lancio è fuori misura, controlla Palazzotto che si accontenta del fallo laterale. Anticipo tentato in questo caso da Kubi senza successo, allora Lopizzo comincia da Vella. Ancora il tocco per Lopizzo che ha spazio per avanzare, passaggio centrale per Renda, per il capitano dell'Academy Ribolla, servizio in avanti, poi non può arrivare Pagliari. Allora proprio davanti alla panchina di mister Zammitti c'è un fallo laterale in favore del Cus Palermo con Tarantino. La palla sfiorata di testa da Dalfino, poi recupera l'Academy con Pera che gioca in avanti questo pallone, c'è l'anticipo ai suoi danni e poi c'è il fischio arbitrale per il fallo commesso da D'Acquisto. Il calcio di punizione verrà eseguito da Foresta. Palla in avanti, non può arrivare sul pallone Viviano ma ci arriva Kubi che allarga sulla sinistra all'indirizzo di Bargione. Bargione all'1 contro 1 evita un avversario, ancora Bargione cerca lo scarico che però viene letto bene dalla difesa dell'Academy che adesso si può spingere anche in contropiede con la corsa di Dalfino. Dalfino evita l'intervento di Foresta e si lancia sulla destra, ancora Foresta può andare sul fondo a mettere al centro, un cross troppo lungo per tutti. Tripiano cerca di tenerla in campo e ci riesce. Fatevi vedere! Tripiano, una serie di finte su Basile, poi c'è lo scarico con il cross deviato da Kubi, cross da parte di Pera. È lo stesso Pera che si incarica del fallo laterale verso l'area di rigore, l'anticipo di testa che è puntuale da parte di Gagliano perché agevola l'intervento di Logalbo. Logalbo che come abbiamo avuto modo di vedere quest'anno è diciamo sotto età per quella che è la categoria in cui sta scendendo in campo oggi. Intanto occhio al tiro di Pera, alla palla che si perde fuori. Primo tentativo, 6:20. Il pallone che si è perso fuori. E con Zanghi che può gestire il pallone, servito in profondità Kubi che cerca l'anticipo, non lo trova, ma ancora insiste il Cus. Con questo passaggio intercettato era stato Manfrea a cercare l'imbucata in profondità senza successo. Occhio all'Academy che cerca dall'altra parte, ha voluto Foresta, è costretto a intervenire Tarantino per cercare di fermare Dalfino che subisce il fallo del numero 3 del Cus e calcio di punizione in favore dell'Academy Ribolla. Mentre i giocatori in campo chiedono la sostituzione del pallone, probabilmente sgonfio, e allora ci pensa direttamente mister Perrone a servirlo per questo calcio di punizione molto interessante con sul pallone d'acquisto. Buon calcio di punizione conquistato da Dalfino.
che ha puntato Tarantino, lo ha costretto al fallo. Allora occhio a questo piazzato. 8 minuti sul cronometro, tutto il CUS è rintenato nella sua tre quarti difensiva, quasi tutto in avanti invece il gruppo di mister Zammitti, con la battuta di D'Acquisto. Direttore di gara che cerca di riportare la calma in aria, arriva il cross di D'Acquisto e il colpo di testa a mettere fuori, occasione per l'Academy su calcio piazzato. Un intervento che, se non ho visto male, è stato di Lopizzo, di uno dei due centrali a disposizione della compagine ospite. Riparte dal basso il CUS con Foresta intanto. Colpo di testa proprio del numero 5. Il servizio di Aiello in avanti, la sfiora appena d'acquisto, Zanghi allontana, c'è anche un po' di vento che infastidisce la gestione del pallone di entrambe le squadre, mentre Cubi può avanzare, pallone troppo lungo per Bargione, che però va in pressing, non riesce però a fermare i suoi avversari. C'è l'errore poi da parte di D'Amico, e possesso per l'Academy con Pera che prende in controtempo il suo compagno. Si trattava di Tripiano, la palla esce, Tripiano voleva la palla in profondità, non lo ha servito come avrebbe voluto il suo compagno con la maglia numero 4. Allora va Basile con le mani, battuta lunga, colpo di testa ancora di Pera, poi quello di Manfresi, continua a lottare in mezzo al campo, poi allontana Foresta. Zanghi, il tocco di D'Amico per Bargione, dribbling da parte del numero 10 che poi cerca di far viaggiare Cubi dall'altra parte. È puntuale però la chiusura di Palazzotto, ma insiste ancora il CUS. Cubi, palla in avanti, chiude tutto Lopizzo. D'Acquisto prova a far correre Tripiano, può avanzare il numero 17 dell'Academy, però si è già chiuso bene il CUS, pochi i giocatori dell'Academy in area di rigore, il solo Dalfino, a dire la verità, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Allora l'uscita comoda di Logallo. Zanghi lancia verso Cubi che può mettere giù il pallone, subito affrontato, si appoggia allora da D'Amico che allarga, completa il giro su Tarantino che forse un po' timido nella circostanza viene fermato, poi Dalfino contro Bargione, arriva il raddoppio vincente da parte di Gagliano. Allora rimessa all'altezza del centrocampo per l'Academy con la battuta di Pagliari in avanti, la spizzata da parte di D'Acquisto, poi altro colpo di testa, questa volta di Gagliano, cerca di uscire Tarantino ma viene fermato, e poi è proprio il numero 3 del CUS a toccare per ultimo. Altra battuta in avanti, altra spizzata tentata questa volta da Pera, ma a buon gioco con Manfred. Il CUS poi prova a lottare Viviano senza successo, esce bene Lopizzo che poi viene fermato, insiste ancora l'Academy con la palla per Dalfino, ennesimo 1 contro 1, poi serie di carambole sfortunate per gli uomini in maglia arancio, e allora ne esce vincitore Manfred con il tocco per D'Amico che scambia con Tarantino pressato in maniera regolare da D'Acquisto riesce ad andare via su Foresta, va in mezzo D'Acquisto, c'è l'uscita puntuale di Logalbo, poi ancora attacco buono per l'Academy, la traversa colpita da Pera, occasionissima per l'Academy Ribolla di andare in vantaggio, si salva il CUS al 12°, grande chance qui per il numero 4 di mister Zammitti. Qui intanto la rimessa laterale è già battuta, allontanato Gagliano ma insiste ancora l'Academy Ribolla con l'avanzata di Alicata, l'apertura sulla sinistra, Tripiano mette giù, atteso da Basile, l'arbitro vede un fallo di mano del numero 17 ospite.
Academy che si sta facendo preferire e neanche di poco ai padroni di casa, soprattutto per quanto riguarda la mole di gioco creata. Già 3 occasioni abbastanza importanti nei primi 12 minuti, quasi 13, con l'apice toccato dalla traversa di Pera un minuto fa. Kubi converge, tocca per D'Amico che ha spazio per impostare, allarga a sinistra, però il suo è un passaggio abbastanza morbido verso Tarantino. A buon gioco in uscita in pressione Pagliari, mette il pallone in fallo laterale, a lui stesso alla battuta. Dalfino scavalcato dal pallone, D'Amico calcia avanti, poi il controllo da parte di Renda, scarico indietro su Alicata, testa alta e lancio lungo a cercare Tripiano, ma la palla troppo lunga per tutti, meno che per Lo Galbo che la controlla. Foresta, il lancio di Foresta storto, la palla che finisce oltre la linea laterale, con Pagliari che può rimettere in gioco con le mani. Quarto d'ora in arrivo nel primo tempo. C'è l'anticipo da parte di Manfredi, poi prova a mettere giù e a lanciare Aiello. Occhio alla palla di Tripiano, fermato da Foresta, poi D'Amico. Cercato proprio Viviano, colpo di testa di Alicata che però innesca Kubi. Prova a puntare Kubi. Kubi salta un avversario, poi allarga sulla sinistra. Buon pallone questo per Bargione che può andare all'1 contro 1. Bargione con Basile che sovrappone. Bargione va sul fondo, viene fermato e scivolata dall'ottimo intervento di Renda per il primo calcio d'angolo della partita, proprio allo scoccare del quarto d'ora. Con mister Perrone che ha spostato in questa circostanza Basile a sinistra e con Bargione che litiga con la bandierina prima di andare alla battuta. Problema atavico quello delle bandierine qui al CUS. Si arrende almeno per un attimo Bargione, che poi la toglie. Direttore di gara che ovviamente dice che non si può giocare senza bandierine, e allora si attende un po'. Mister Perrone che ha sistemato il simbolo del calcio d'angolo. Ora si può andare alla battuta. 5 uomini del CUS in area di rigore. La battuta in mezzo, la palla messa fuori, poi prova ad arrivare Foresta che viene però fermato da D'Acquisto che allontana, prova a innescare Tripiano. Rientra però Foresta che però sbaglia con l'alleggerimento, e allora D'Amico deve impegnarsi per anticipare Dalfino. Basile, palla giocata centralmente su Gaiano, il lancio a cercare Kubi che ha spazio per controllare. Kubi, la palla in profondità per Viviano. Viviano prova ad andare in 1 contro 1, viene fermato. Alimenta l'azione però Kubi che allarga su Bargione. Nuovo contro 1 per il numero 10 che mette al centro questo pallone interessante. La chiusura provvidenziale da parte di Palazzotto e poi esce vincitrice l'Academy, ribolla da questa situazione dopo aver rischiato qualcosa. Bella la palla messa da Bargione, altrettanto bella la chiusura da parte del numero 18 in maglia arancio. Intanto occhio a Tripiano che però si trascina il pallone fuori. E fallo laterale con Zanghi che va alla battuta. Che invece viene lasciata a Tarantino. Ci sono state 4 partite. Zanghi, il dribbling rischioso ma comunque efficace, anche se è costretto a tornare da Lo Galbo. Si propone Foresta. Cus che oggi gioca vuoi, tanto c'è l'eroe di Zanghi, vuoi per
questioni di indisponibilità o poi perché comunque la stagione della squadra di Mister Perrone è praticamente archiviata. Difesa quasi sperimentale con Zanghi e Foresta che solitamente giocano in mezzo al campo, oggi fanno da centrali difensivi, con Basile e Tarantino che invece mantengono il loro posto. Intanto qui Tripiano non riesce a mantenere il pallone in campo. Si riparte con Logalbo alla battuta dal fondo. Cubi prova a mettere giù, viene subito pressato, palla in profondità a cercare dal fino. Il controllo del numero 7 è efficace, ma efficace anche Foresta in chiusura. Occhio a Tripiano che alimenta l'azione, la palla sul destro, converge, lo ferma Zanghi, completa il recupero del pallone Manfred che poi fa sportellato col numero 17 avversario. Cubi fermato col fallo dall'intervento di D'Acquisto. Battuta in avanti a cercare Basile che viene però anticipato e lascia scoperta la zona. Poi c'è l'intervento regolare di Gagliano su Dalfino. Bargione passa ancora dal suo numero 7 che può allargare il fronte andando da Tarantino a destra. Avanza Tarantino che ovviamente se la porta sul sinistro, il suo piede è quello. Non abbastanza da impegnare Vella in questa parata. Scambiano Lopizio e Alicata con la palla lunga controllata da Manfred. Pera su di lui, recupera palla, con il quale quando siamo allo scadere ormai del 20° ha messo a segno la palla gol più pericolosa con la traversa colpita al 12°. Intanto la palla recuperata da Bargione, chiude però molto bene. Intanto il liscio di Foresta che però non provoca problemi allo Galbo. Galbo, come dicevo prima, anche il portiere, essendo sotto età, anche il portiere della formazione under 16 di Mister Di Fresco, sempre ovviamente di casa, Cus, in altre circostanze sempre sotto l'occhio di Sportisili. È arrivato anche qualche minuto in under 18 per Cubi sotto la guida di Mister Mattia Rao. Riprende il gioco con Basile, D'Amico ancora una volta troppo leggero in questa giocata. Pera, conclusione dalla distanza, blocca addirittura Logalbo che riesce anche a far su il pallone. Altra occasione per Pera, il quale dimostra una volta di più di avere un bel piede. Academy che ha ancora il possesso del pallone in questo fallo laterale che cerca di essere sfruttato da Tripiano, chiuso però Viviano, anticipato dall'intervento di Alicata, poi sbaglia il tocco Renda e offre il pallone a Bargione in profondità per la corsa di Viviano che è più veloce dei due centrali dell'Academy. Viviano sul sinistro, conclusione alta, primo tentativo di una certa importanza per il Cus firmato da Viviano. È Vella che può andare al rinvio, probabilmente si riparte col tocco corto per i due centrali. Sceglie Lopizzo, il portiere dell'Academy. Palla in avanti verso Dalfino, alla meglio Basile che però può solo mettere in fallo laterale proprio davanti alla panchina avversaria. Panchina che si sta iniziando a muovere per Mister Zammitti, qualcosa a sua volta ha cambiato rispetto alla squadra che è abituata a schierare. Qui intanto D'Acquisto prova a buttarsi dentro e la palla recuperata da Logalbo. Foresta, D'Amico col dribbling ad aggirare Pera e poi la palla fiondata verso Cubi che cerca di prendere in velocità Palazzotto.
Ancora Cubi, l'arbitro fischia a suo favore. D'Amico si allunga il pallone, infatti lo perde. Lancia in avanti alla ricerca di la palla messa al centro con la chiusura e poi la palla allontanata però ancora sui piedi di Pera che batte Lo Galbo e sblocca la partita in favore dell'Academy. Vantaggio meritato per la squadra ospite che dunque a metà del primo tempo sblocca il risultato con uno dei suoi uomini più pericolosi, più rappresentativi dall'inizio della sfida. Dunque cambia il parziale qui al Centro Universitario Sportivo di Palermo. 1-0 per l'Academy Ribolla. Al suo terzo tentativo è andato in gol Gabriele Pera. La prima volta ha preso la traversa, la seconda volta ha visto il volo plastico di Lo Galbo a negargli il gol. Questa volta però c'è stato ben poco da fare per l'estremo difensore del CUS, che dunque va sotto nel punteggio, e Academy che naturalmente più incitata a fare risultato, se non altro per garantirsi il miglior piazzamento possibile. Ricordiamo che si gioca al quarto posto nel girone A con il Buon Pastore, mentre qui intanto attenzione a Bargiana che prova ad andare in mezzo, viene fermato dalla guardia di Alicata che poi esce anche palla al piede, chiude tutto Gaiano, poi QB la tiene in mezzo a due, ancora QB riesce a tenere il pallone in campo e a servire Tarantino. Ancora Tarantino che prende il centro con il suo sinistro, tocco per D'Amico, sbaglia il tocco D'Amico, allora può ripartire l'Academy con la palla allargata da D'Acquisto all'indirizzo di Dalfino che prova a prendere in velocità Foresta. Ancora Dalfino, mette al centro per la conclusione, deviata, altro tentativo e c'è il 2-0 da parte dell'Academy che dunque raddoppia con la rete del 2-0 messa a segno da D'Acquisto. 25 e 30 secondi, 3 minuti da incubo per il CUS che dunque va sotto di 2 gol. Dicevo poc'anzi anche della differenza di motivazioni in questa gara, motivazioni che stanno senza dubbio spingendo la squadra di mister Zammitti a giocare al meglio. E CUS che in ogni caso sta accusando, ha creato di fatto una vera palla gol con Viviano proprio poco prima della rete dello 0-1. Intanto attenzione a Bargione, Bargione cerca di proporre subito in mezzo, viene chiuso da Pagliari, poi mette Alicata in fallo laterale anche per evitare il calcio d'angolo. CUS che adesso con orgoglio cerca di riportarsi in avanti. Bargione con le mani cerca e trova Basile, palla messa al centro, la chiusura, poi forse c'è un tocco col braccio, ma prima era stato l'intervento col piede da parte di Lopizzo. Tripiano prova a passare, ci riesce, poi cerca questa palla in profondità per la corsa di D'Acquisto che però non è riuscito a raggiungere la sfera. E allora Lo Galbo con calma. Tarantino, Manfred per Zanghi, ancora Lo Galbo. Naturalmente si mette in discesa la partita per gli uomini in maglia arancione. Tanto Dalfino, all'ennesimo recupero palla, Renda pressato, riesce a resistere ancora, a scaricare su Dalfino, il quale passa dal centro. Aiello fermato da Manfred e poi Forest, tocco per Basile, lancio in avanti però ancora una volta
Troppo schiacciata all'indietro nonostante il doppio svantaggio. Il famoso gioco a 3, triangolo, il gioco di posizione. Io lo chiamo! Pagliari per Renda che riesce ad avere la meglio su Manfred, non su Kubi. Poi con il lancio verso Viviano, anticipato ancora da Lopizzo, poi Vella. Allarghiamo gli spazi in fase di possessione. Colpo di testa a cercare, a trovare Manfred. Kubi cerca l'1 contro 1, chiude Palazzotto in fallo laterale. Palla rimessa in gioco, Manfred cerca compagnia a servire, sbaglia però il tocco. Allora può cercare ancora la ripartenza all'Academy. La sensazione è che Dai, prenditi sta il copione della partita sarà questo, ovvero sia con il Cus che cerca quantomeno di uscire e di alzare il baricentro, e l'Academy Ribolla che invece proverà ad approfittare dei suoi esterni veloci per provare a bucare ancora una volta in ripartenza. Tanto altro fallo laterale per l'Academy Ribolla, che a sua volta non arretra di un passo, e ha un'altra opportunità con le mani, sempre davanti al proprio allenatore. Qui a vuoto tutti, la palla arriva da Zanghi che può controllare e allargare su Kubi. Kubi si gira fronte alla porta, va in profondità alla ricerca di Viviano. Viviano fa sportellate con Lopizzo, il quale poi di testa appoggia su Vella. Il rilancio del portiere dell'Academy che risulta in realtà corto, comunque intervenire Aiello. Ancora il numero 3 che appoggia, o almeno prova ad appoggiare su Renda. Si continua a giocare. Kubi aggredito da Pera, poi ancora il numero 11 del Cus che non riesce a gestire il pallone. L'acquisto in avanti per Tripiano, ancora i due che scambiano per la palla in profondità a cercare Dalfino di prima con la girata che si perde alta. Altra occasione per l'Academy Ribolla, quello che per il momento è qualcosa di molto simile a un monologo della squadra di Mister Zammitti, che accumula altre occasioni. Qui rischia qualcosa Zanghi. D'Amico, Manfred in avanti verso Kubi, che qui si è scambiato di posizione con Viviano. Alla fine la palla ce l'hanno ancora i ragazzi in maglia arancio con Pagliari. Basile cerca l'anticipo, Dalfino la meglio, riesce anche a tenere palla, a guadagnare fallo laterale. Rimessa per Pagliari che va da Renda. Altra rimessa dopo l'intervento di Gaiano. Sempre il terzino destro dell'Academy Ribolla alla battuta. In avanti Pera, colpo di testa di Basile, poi Bargione subisce fallo. C'era dunque un calcio di punizione già battuto dal Cus, però ancora preda dei giocatori dell'Academy. Poi Tarantino, il dribbling di Tarantino che passa su due avversari, tocca per Manfred. Bargione prova a prendere il centro del campo e a far viaggiare Tarantino sulla destra. Tarantino però chiuso. L'intervento di Palazzotto. Rimessa di Tarantino a cercare, a trovare Manfred. Ancora Tarantino in posizione giudicata regolare. Kubi di testa, prova a servire Viviano che però è in fuorigioco. Va in gol ma tutto inutile.
E allora Vella può andare alla battuta dal fondo, una battuta rasoterra che arriva in qualche modo a Tripiano. Occhio ad acquisto che prova a scattare, Foresta però in netto anticipo lo ferma. D'Amico lascia sfilare ma non ci sono compagni a ricevere il suo invito. Allora Dalfino, in avanti Dalfino, d'acquisto chiuso da Foresta, quasi sfiduciato, quasi distratto l'11 guidato da Mister Perrone. Naturalmente Academy pronta a sfruttare ogni singola indecisione dei padroni di casa. Lo ha già fatto per ben 2 volte, mentre qui Zanghi mette in fallo laterale per un'altra rimessa che verrà battuta da Palazzotto. Battuta verso l'area di rigore, tocca ancora Zanghi, poi Tarantino prova a proteggere e alla fine c'è calcio d'angolo, il primo anche per la formazione ospite dopo 35 minuti di gioco. Arriva anche il pallone. Sì, oggi è l'altra partita, hanno giocato bene. Sia la scorsa che Anche se Palazzotto vuole andarsi a prendere quello scagliato fuori dai suoi avversari. Arriva la battuta sul primo palo, colpo di testa di Gagliano, poi ancora Palazzotto a gestire il pallone, altro cross con la palla che colpisce la traversa, poi il tentativo ed è fuori gioco probabilmente dello stesso Alicata dopo la traversa colpita da Palazzotto con questo cross. Comunque annotiamo quest'altra situazione pericolosa nell'area del CUS, ormai stanno diventando tante. Recupera ancora Tripiano per l'Academy Ribolla. Palla in avanti verso Dalfino, chiude Foresta, poi alimenta ancora l'azione Aiello che va al tiro! E c'è il 3-0 dell'Academy che allunga ancora nel parziale. Terza rete firmata proprio dal numero 3. Aiello. Bravo! Botte fonda per il CUS mentre allunga sempre di più le mani sulla partita l'Academy Ribolla. D'Amico, Bargione, tocco per Gagliano, in profondità cerca la corsa di Viviano, Alicata gli chiude la porta in faccia e concede solo calcio d'angolo. Tentativo numero 2 dalla bandierina per la squadra di Mister Perrone, che però sta facendo tanta fatica. Con Bargione che ancora una volta potrebbe ripetere la scena vista qualche minuto fa col suo duello con la bandierina di sinistra del fronte offensivo del CUS Palermo. Adesso la può sistemare, va alla battuta verso il primo palo, Viviano spizza di testa, la palla va fuori. E questa è probabilmente l'occasione più ghiotta per il CUS. Ancora Viviano dopo il tentativo da fuori, quando ancora si era sullo 0-0. Questa volta è saltato meglio di tutti sul cross da angolo di Bargione.
proprio Bargione che si incarica ancora di dare linfa all'attacco dei suoi, ma il suo lancio non viene controllato. Allora scatta l'ennesimo contropiede dell'Academy Ribolle, nello specifico di Dalfino, che corre sulla destra indisturbato. Dalfino evita l'intervento di Gaiano, che poi subentra e concede anche in questo caso il secondo corner. Ora Palazzotto, che sugli sviluppi del primo angolo della partita ha colpito una traversa. La battuta sul secondo palo, l'ha spaccata. È la palla che si perde fuori. Pallone velenoso che però non ha trovato il bersaglio. Basile non riesce a tenere il pallone in campo. Kuss che fa fatica anche nell'uscita del pallone dalla sua zona difensiva. Con le mani Pagliari, c'è la spizzata di Pera. Zanghi in qualche modo tocca, ma favorisce ancora Dalfino. Dalfino prova a disorientare Basile, la palla è centrale per Pera che viene fermato da D'Amico, il quale può anche allontanare. Gaiano allo scontro con un avversario, poi Aiello in mezzo a Aiello, il controllo non perfetto da parte di D'Acquisto, poi Tripiano fermato, fallo laterale. La battuta con le mani di Palazzotto, poi cerca la sponda Tripiano senza successo. Alicata propone di testa Aiello, poi Gaiano la gira. Basile. Tocco per Bargione che si è abbassato ormai quasi in posizione di playmaker, però qui sbaglia il tocco. Allora attenzione alla corsa di Tripiano, al centro Tripiano, chiude Zanghi e calcio d'angolo con l'ennesimo errore in fase di gestione palla da parte del Kuss. E terzo calcio d'angolo della partita, già battuto, esce addirittura in tempo dal fuorigioco Tripiano. Tripiano se la porta sul destro, propone al centro, la palla è buona, dall'altra parte per Lopizzo che controlla, posizione regolare e poi il tentativo per la palla che si perde fuori. Tentativo di Dalfino che dopo tanti assist sfornati ha cercato la gloria personale senza però trovare la porta. Foresta sbaglia, altro passaggio intercettato dall'Academy che adesso attacca con Dalfino. Era di rigore, Dalfino davanti allo Galbo, Dalfino, intervento fondamentale da parte di Basile, anche se qui Dalfino forse poteva cogliere prima l'attimo per andare alla conclusione. Fatto sta che però nel frattempo l'Academy ha recuperato un'altra palla. C'è la spizzata di testa Foresta, controlla ben oltre la linea del centrocampo Lopizzo, poi pallone lungo per Pera. Il tacco di Cubi a innescare Bargione, può andare 2 contro 3, scatta veloce Viviano, Viviano sinistro, la palla bloccata in due tempi senza problemi da Vella. Kuss che cerca di costruire una nuova azione con Zanghi. Bargione troppo lungo per Manfred, la palla si perde. Battuta in avanti di testa sempre Manfred, poi D'Amico allontana. Cubi anticipato da Lopizzo che però poi non riesce a gestire il pallone, allora cerca il Kuss di ripartire, ma c'è la chiusura di Capitan Renda. Poi lancio in avanti da parte di Pagliari verso D'Acquisto, questa volta svaria. D'Acquisto riesce ad evitare Foresta, provò nel centro, blocca, anzi può soltanto smanacciare Lo Galbo, poi c'è giocatore dell'Academy che va giù.
Arbitro addirittura con un giallo in mano. Soccorso! Cartellino giallo per Pera, che Un po' di spray, una cosa. appare un po' eccessivo forse, visto che Pera poi è andato giù probabilmente per avere messo male il piede sul terreno di gioco. Non penso che avesse voglia di simulare. Piede destro del numero 4 dell'Academy quando siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine della prima frazione. Prima frazione dominata dall'Academy Ribolla, che è in vantaggio per 3-0, e il direttore di gara che non sembra dimostrare compassione nei confronti di Pera, che viene ammonito. Primo giocatore a finire sul taccuino dei cattivi. E dunque, quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, vedremo, ma dubito che il direttore di gara assegnerà del recupero. Il gioco riprende, Pera continua a zoppicare, anche da valutare per mister Zammitti se forzare la presenza dell'autore del primo gol in campo per la ripresa, considerando la situazione di vantaggio. Qui d'acquisto, fermato da Gagliano. Poi alimenta l'azione Pagliari per l'Academy. Tocco spalla alla porta, poi Dalfino che allarga per Pera. Il cross di Pera con il destro sorvola la traversa. Palla che si perde fuori. Scade il 45esimo in questo istante. Direttore di gara che assegna un minuto di recupero. Pallone in avanti, anticipa Aiello, poi Renda indietro sui suoi centrali, in particolare Alicata. Si apre lo spazio ancora per Renda che viene per anticipato, lotta il capitano dell'Academy che poi serve in profondità a Tripiano. Zanghi mette in fallo laterale. Rimessa con le mani di Palazzotto, il colpo di testa a cercare ancora Pera, e palla finisce ancora in fallo laterale. Minuto di recupero che sta per scadere. Direttore di gara che indugia sul cronometro e decide di non far battere neanche la rimessa laterale. 3-0 per l'Academy Ribolla. Dopo la fine del primo tempo sul Cus Palermo, dominio totale della squadra di mister Zammitti. Vedremo se nella ripresa cambierà qualcosa. Intanto noi ci fermiamo per qualche minuto. Vi restate collegati sul canale YouTube di Sportisili per assistere al secondo tempo della sfida tra Cus Palermo e Academy Ribolla.
Rientriamo qui dal campo del centro universitario sportivo di Palermo per il secondo tempo nella sfida tra Cus Palermo e Academy Ribolla, valida, ricordo, per l'ultima giornata del girone A della regular season del campionato regionale allievi under 17. Punteggio di 3-0 in favore della squadra di mister Zammitti, che ha dominato in lungo e in largo la prima frazione. Ci sono anche dei cambi, un cambio per parte, con il Cus che ha mandato in campo Cricchio al posto di D'Amico, quindi il numero 15 al posto del numero 8, mentre dall'altra parte è uscito Renda ed è entrato Lucchese con il numero 10 ed è uscito Tripiano con la maglia numero 17. Dunque un cambio a testa per le due squadre, primo tempo praticamente a senso unico in favore della squadra di mister Zammitti, che ha non solo controllato il gioco, ma già prima del primo gol, che durante il primo tempo, anche dopo aver segnato il 3-0, è andato vicino alla marcatura, colpendo anche due traverse, mentre iniziano quelli che per il Cus Palermo sono gli ultimi 45 minuti della stagione, non per l'Academy, che ricordo giocherà i playoff. Academy che, come detto anche nel corso del primo tempo, si gioca la quarta posizione con il Buon Pastore. Le due squadre siamo presentate praticamente appaiate al quarto posto, mentre il Cus era in sesta posizione, a sua volta in compagnia di un'altra squadra, ovvero sia l'Accademia Trapani, con 4 lunghezze di distacco, quindi già fuori da ogni discorso a prescindere dal risultato di questa partita. Bargiona intanto allarga per Basile, che è tornato a giocare a destra. Aveva iniziato lui a destra e Tarantino a sinistra nella linea difensiva a 4 di mister Perrone, poi nel corso della prima frazione i due si sono invertiti senza però sortire grandi successi. Intanto Pera con la palla in profondità, esce Lo Galbo che attende il pallone. Ricordiamo che sempre sul canale YouTube di Sportissimi sarà disponibile, oltre agli highlights di questa sfida, anche la diretta integrale esclusiva del match tra Sant'Anna e Villarosa, valida per anche in questo caso l'ultima giornata di regular season, ma del girone C di prima categoria siciliana, con i padroni di casa che vogliono chiudere in bellezza la stagione, mentre gli ospiti, dopo la grande vittoria sul Geraci, che valsa la qualificazione alle semifinali di Coppa Sicilia, vogliono chiudere a propria volta nel migliore dei modi della regular season e mantenere il secondo posto, che varrebbe il fattore campo nei playoff per approdare in promozione. Qui intanto palla buona per D'Acquisto, di rigore D'Acquisto sul fondo del suo tentativo, e subito palla gol per l'Academy in avvio di secondo tempo. Qui Lo Galbo sembrava sulla traiettoria del pallone, mentre intanto c'è un altro cambio per l'Academy, con l'ingresso di Rosato e l'uscita di Aiello, autore della terza rete. Entra Rosato, che si va a posizionare sull'out di sinistra del tridente d'attacco, si abbassa invece Lucchese. Ricordo che dopo gli ingressi di Rosato e Lucchese ci sono ancora Scordato, Di Salvo, Cortigiano, Calaiò, Schiera e D'Amico in panchina per l'Academy Ribolla, mentre dopo l'ingresso di Cricchio ci sono Terranova, Tutto il Mondo e Lo Monaco in panchina per mister Perrone. Intanto attacca addirittura in proiezione offensiva Alicata. Passaggio intercettato da Zanghi, ancora uno dei due centrali della difesa dell'Academy Ribolla, che cerca di evitare Gaiano senza però riuscirci. Bargione, Foresta, tocco per Tarantino,
Passaggio intercettato da Dalfino in fallo laterale. Bargione in avanti male, tanti errori in fase di impostazione, abbiamo visto in tutto il primo tempo per il Cus, e qui attacca con Viviano, palla lunga e fuori misura per lui. Ma tu non stai morendo? Quanto stanno? Vincono? Batte corto Vella con Alicata che appoggia ma lo fa male. Allora attenzione a Cubi, il tocco che favorisce Viviano, esce Vella senza grossi problemi e innesca subito la corsa di Palazzotto. Lancio lungo, Zanghila fa scendere e poi la calcia lontano. Subentra nell'azione Renda, tocco per Pera, lancio in avanti, troppo lungo per tutti, Lo Galbo la fa sua. Quindi 5 minuti a ritmo un po' più basso, non potrebbe essere altrimenti. Zanghi si rifugia ancora da Lo Galbo che porta a spasso il pallone, tocco per Foresta. Gaiano, Bargione viene a prendere palla, la smista a destra dove c'è Cubi, sovrappone Basile, Cubi prende il centro, poi altro cambio gioco da parte del numero 11, però preso in controtempo Tarantino. E allora andrà con le mani l'Academy di Bolla con Pagliari. Lungo con le mani verso il centrocampo, colpo di testa da parte di Tarantino, poi può soltanto sfiorare Gaiano, lancio lungo che trova il controllo di Foresta, ancora Tarantino in avanti, Lo Pizzo riesce a mettere fuori direttamente in fallo laterale, sofferto veramente poco la difesa dell'Academy con Lo Pizzo e Alicata che hanno bloccato sul nascere i tentativi di Viviano. Solo un paio di conclusioni verso la porta per il numero 9 del Cus nel corso del primo tempo. Bargione in avanti, colpo di testa di Alicata, poi quello cercato da Renda che innesca la corsa dei compagni. Attenzione a questo pallone con D'Acquisto che si riesce a girare, ancora D'Acquisto, sente alle sue spalle l'arrivo da parte di Lucchese, 1 contro 1 con Zanghi. Lucchese prova a prendere il centro, serie di finte, ancora Lucchese che va sul fondo, Lucchese propone al centro, allontana Foresta e poi Basile rischia un dribbling, poi arriva anche Lucchese, Cubi prova a guadagnare un calcio di punizione, così è. Allora piazzato praticamente sulla linea laterale per la squadra di casa con Zanghi che riceve da Basile. Manfred in profondità per la corsa di Viviano, posizione ancora una volta regolare, Viviano, ancora Viviano, la scivolata decisiva da parte di Lo Pizzo con Viviano che stava per calciare a tu per tu con Bella. Alla fine quest'ultimo si ritrova il pallone tra le mani grazie al lavoro del suo compagno di squadra. Manfred prova a girarla a Cricchio che la tocca con una mano, allora punizione per l'Academy. Colpo di testa di Basile, poi Lucchese contrastato da Cubi, ancora il fallo commesso da Cubi ai danni di D'Acquisto. Protesta da parte del numero 11 del Cus Palermo, subito tranquillizzato dal direttore di gara. C'è un calcio di punizione per Palazzotto, battuta verso l'area di rigore che esce male però dal sinistro del terzino dell'Academy. Zanghi però deve cercare di anticipare il suo avversario, concede calcio d'angolo
che è il quarto. La partita per l'Academy, già battuto Lucchese. Lucchese con il cross secondo palo, sorvola la traversa. Il tentativo da parte di Filippo Lucchese. Calvo che va al lancio lungo, però non ci sono compagni che possono ricevere il pallone. L'Academy che torna a creare. Rosato, Renda in avanti a cercare d'acquisto, riesce a portare a spasso il pallone, chiuso da Tarantino, e ci sarà il quinto calcio d'angolo per la squadra di mister Zammitti. Ancora Palazzotto, il quale si sta incaricando di tutte le battute da fermo, sia punizioni che calci d'angolo in questa partita, e attacca ancora in massa l'Academy anche in questo tentativo dalla bandierina. Palazzotto con il cross, primo palo, anticipato Licata, poi riesce ad allontanare, almeno prova anche ad uscire in ripartenza il Cus Palermo con Bargione cerca di accelerare, lo rimonta un avversario che commette fallo, e l'arbitro infligge anche il cartellino giallo. Dovrebbe trattarsi di d'acquisto. Sì, d'acquisto, maglia numero 19. E calcio di punizione dal limite dell'area per il Cus Palermo. Il pallone si porta proprio Bargione. La rincorsa, intanto c'è l'uscita di Gagliano e l'ingresso di Terranova, numero 13 per lui. Secondo cambio sui 4 che ha a disposizione mister Perrone. Tanti sono i giocatori che sono partiti dalla panchina, ma intanto occhio a questo calcio di punizione con Bargione sul punto di battuta. 11 minuti 20 secondi nel secondo tempo, barriera a 3 per Bella, con l'arbitro che dà anche un'occhiata al piazzamento dei giocatori in area, poi fischia. Parte Bargione che la fa girare, la palla esce senza grossi problemi per Bella. Al rinvio lungo il numero 1 dell'Academy, che sicuramente ha vissuto pomeriggi e giornate più complicate di questa, almeno per il momento. Foresta cerca e trova Bargione in profondità per la corsa di Viviano, che parte in posizione regolare, il pallonetto sopra la traversa, poteva sfruttarla decisamente meglio Peppe Viviano, invece la palla esce. La battuta ancora in avanti di Vella, poi la corsa di Rosato che recupera questo pallone, scambia con D'Acquisto, ancora Rosato che si fionda sulla sinistra, Rosato prende il centro, mette in mezzo il pallone, chiude Foresta, calcio d'angolo, il sesto, ne sta cominciando ad accumulare tanti l'Academy Ribolla, che però non rinuncia ad attaccare. Sono in 6 all'interno dell'area di rigore, si chiude a riccio il Cus con la battuta da parte questa volta di D'Acquisto, colpo di testa di Cricchio verso Viviano però scavalcato dal pallone, allora Alicata, anzi Renda, che si appoggia dal suo portiere Vella. Palazzotto messo un po' in difficoltà dal suo estremo difensore che regala palla a QB, poi Palazzotto con la chiusura e anche col guadagno un fallo laterale.
laterale di cui lui stesso si va ad incaricare. Controlla Rosato, riesce a girarsi, tocco per Lucchese fermato, poi Manfrè prova a passare, chiuso, ma comunque rimessa per il Cus. Con le mani Basile, chiude Renda, poi ancora Basile, propone in avanti, di testa Alicata, poi si lotta dove c'è Viviano, quale scarica su Bargione, destro, ribattuto, ancora Bargione, perde il pallone, lo ritrova, lo insegue Pera che però non riesce a intervenire, allora ancora Bargione, la fionda in avanti ma viene fermato Basile, insiste il Cus, ancora Basile, non si concretizza il vantaggio, allora calcio di punizione per la squadra di casa, quarto d'ora che sta per scadere nel secondo tempo. E Mattias Bargione che va a battere questo piazzato, restano indietro solo Zanghi e Foresta, con l'Academy che però mantiene 3 giocatori in avanti, quindi anche un bel rischio per il Cus nel caso in cui dovesse recuperare palla la squadra avversaria, che sta anche per operare un altro cambio. È pronto D'Amico, la maglia numero 16, intanto battuta verso l'area di rigore, allontanata dalla difesa dell'Academy, e cambio che dovrebbe avvenire adesso. Cambio che avviene infatti adesso. Con l'uscita dal campo di Pera, con il quale ha sbloccato la partita, quindi fuori gli autori di 2 dei 3 gol fin qui messi a segno dall'Academy Ribolla. Dentro Simone D'Amico, un altro classe 2006, a conferma anche del lavoro a lungo termine che l'Academy Ribolla anche quest'anno sta portando avanti. Tanti giocatori sotto età, nati nel 2006 in campo per mister Zammitti. Intanto Bargioni prova a recuperare, non ci riesce, allora D'Amico subito messo in ritmo, cerca il lancio per Dalfino che viene però anticipato, ancora D'Amico a subentrare, Rosato in mezzo a 2, vede l'arrivo di Lucchese e lo serve. Lucchese converge, palla sul destro, ancora Lucchese, atteso da Gagliano, anzi atteso dall'intervento di Terranova che commette fallo. Calcio di punizione da ripetere. Mi sembra che era stato il marito, si poi parlava troppo. Quindi, l'ho fatto tutto bene. Il pallone si è portato d'acquisto, Non vuole che ti picchiano. che dà quasi la sensazione di volerci provare fronte alla porta. Infatti sono una barriera abbastanza nutrita, 4 giocatori per Lo Galbo, Quindi sto bene. con d'acquisto che guarda la porta, cerca invece di scavalcare verso l'area su Dalfino, Dalfino in anticipo, ma c'è l'uscita da parte di Lo Galbo, Dalfino che aveva preso il tempo a Foresta, È modesto. non è arrivato però sul pallone al momento giusto, e quanto è bastato per colpire verso la porta. Cubi sterza, poi scarica su Zanghi, Manfrè gira su Bargione che adesso si è messo al centro del campo, colpo di testa da parte di Alicata, poi in qualche modo Manfrè innescando però Siamo gli spazi in fase di non possesso. Dalfino verso D'Amico che prova a correre sulla destra, lo ferma Tarantino in fallo laterale. La battuta con le mani, poi la sponda tentata
E lancio verso Lucchese che controlla. Raddoppiato Lucchese, l'arbitro fischia contro Kubi. Calcio di punizione per il Ribolla, posizione un po' più interessante rispetto a quella del tentativo precedente. Infatti adesso si è portato sul pallone Lucchese che prende una rincorsa un po' più lunga. Molto più probabile il tentativo verso i pali da parte del numero 10, con Lo Galbo che sistema la barriera. Anche in questo caso 4 elementi a fare da muro sul primo palo. Dunque Lucchese sul punto di battuta, fischia l'arbitro. Parte Lucchese, colpisce in pieno la barriera, poi prova ad arrivare sul pallone ma c'è Kubi che lo brucia. Ancora Kubi, lo scontro regolare secondo il direttore di gara. E poi l'arbitro fischia, ferma il gioco per ammonire Kubi per proteste. Primo cartellino giallo per il Cus, ricordo nel primo tempo giallo per Pera. E poi in avvio di ripresa ammonito anche d'acquisto. Finisce nel taccuino del direttore di gara anche Caleb Kubi. Pallone che adesso verrà scodellato al direttore di gara che ha fermato il gioco appositamente per ammonire Kubi. Pallone che dovrebbe essere a disposizione del Cus, almeno così sembrava. Cus che lo lascia sportivamente all'Academy. Allora si riparte con Bella che innesca la coppia centrale difensiva con Alicata che avanza. Lancio lungo. Tarantino scavalcato dal pallone, allora D'Amico può andare in 1 contro 1. Il triangolo che per il momento sembrava chiuso con D'Acquisto, poi subentra Foresta. Foresta riesce ad evitare la pressione di D'Amico e a servire Tarantino sulla corsa. L'intervento però di Renda, poi Foresta in qualche modo, ma sui piedi ancora del capitano avversario. Lucchese, Rosato, preso in controtempo. E allora Basile alleggerisce per Lo Galbo che rinvia. Kubi controlla. Prova a passare centralmente, Kubi ci riesce. Ancora il numero 11 che allunga la falcata. Lancio in avanti per la corsa di Viviano. Poi il controllo in 2 tempi da parte di Bella. Ci sta che non sia totalmente sul pezzo, non sia totalmente concentrato. La partita per lui non è stata granché impegnativa. Gioco di posizione. Lucchese, tocco centrale, poi D'Acquisto che lotta e riesce a tenere il pallone sull'attacco di Terranova, poi allarga Lopizzo su Pagliari. Ancora Lopizzo. Cambio gioco a sinistra su Lucchese che ha spazio. Lucchese prova a convergere, poi allarga su Rosato in 1 contro 1. Rosato. Serie di finte di Rosato contro Zanghi, poi riesce a passare da Lucchese. Lucchese al tiro, Lo Galbo in 2 tempi. Bravi. Tentativo quando abbiamo appena girato la boa di metà secondo tempo. E ancora Academy che attacca con D'Amico. Il tocco su Dalfino che viene però fermato. Poi l'anticipo di Pagliari su Bargione. E ancora giro palla dell'Academy che ha sempre tanto spazio per manovrare il pallone. Pagliari propone il cross dalla 3/4, lungo per tutti, insegue la palla Basile, il vento lo aiuta nel farla uscire, sarà comunque rimessa vicino alla bandierina per il numero 2 del Cus. Messa verso Kubi. Manfred prova a lanciare in avanti. Viviano che in qualche modo ritrova il pallone, allunga la falcata contro Lopizzo che si guadagna il calcio di punizione. Viviano che inevitabilmente quando deve giocare spalle alla porta contro 2 avversari, tra l'altro anche ben messi fisicamente, può far fatica. Invece nella corsa in profondità può sfruttare
le sue doti di velocista e in più di un'occasione ha provato a dar fastidio sia a Lodico che ad Alicata. L'occasione più grossa la butta proprio nel secondo tempo. Intanto attenzione a Rosato che prova col tacco a servire i compagni, chiude Basile, di testa Palazzotto, rientrano tutti dal fuorigioco, interviene comunque Foresta, poi Cubi attende la corsa di Bargione, lo serve adesso, può avanzare Mattias Bargione, lancio in profondità, eccola la palla per Viviano sulla corsa, Viviano prova ad uncinarla, però chiuso da Lopizzo in calcio d'angolo. Dalla bandierina Bargione. Gioca corto, scambio con Tarantino, rientra anche in tempo dal fuorigioco Bargione. 1 contro 1 col cross deviato da D'Amico. E adesso c'è una rimessa per il Cus. Arriva Terranova, spalla alla porta, riesce a girarsi, può andare sul fondo, propone in mezzo con il passaggio intercettato da Renda in calcio d'angolo. Torna dalla bandierina Bargione. La battuta al centro, colpo di testa e arriva il gol da parte di Viviano, tanto cercato, tanto voluto, e alla fine è arrivato la rete dell'1-3 con il Cus che accorcia le distanze. Un po' distratta la difesa dell'Academy con Viviano che è tutto solo. Palla lunga intanto direttamente dal rinvio, Basile la lascia scorrere per Lo Galbo. Basile. Qui rischia qualcosa Manfrema, riesce a girarsi. Cubi. Palla in avanti con Bargione. Intanto vedremo se in questi ultimi 18 e mezzo più recupero, mentre qui c'è il fallo di Foresta duro che vale il giallo. Assolutamente no. Giallo per Foresta, mentre intanto sta per scoccare l'ora di Scordato nell'Academy Ribolla. Uscita dal campo d'acquisto, fuori tutti e tre gli autori dei gol dell'Academy, che ricordo in ordine Pera d'acquisto e Aiello, mentre un paio di minuti fa è andato in gol Viviano per il Cus, rendendo un po' meno amara quest'ultima gara stagionale. Ricordo ancora per chi non ci abbia seguito fin dall'inizio, Cus che nel girone A del campionato regionale all'Eva Under 17 è fuori dalla corsa playoff che invece è stata coronata almeno per il momento con successo dall'Academy, che attende la chiusura della regular season per conoscere il suo primo avversario. Intanto occhio a questo calcio di punizione, Pagliari sul punto di battuta cerca la porta, Pagliari e la trova con una grande conclusione che si spegne alle spalle di Lo Galbo, e allora 4-1 in favore dell'Academy, che dunque riporta a 3 le lunghezze di vantaggio. Qui colto in controtempo Lo Galbo un po' distratto, infatti si dispera il portiere della formazione di casa, la rete del 4-1.
Ah, quella con la ciliegina sulla torta. L'unico modo che poteva fare. E rete del poker dunque per l'Academy Ribolla che Finalmente a fare tutti i conti autogol. 3 minuti fa aveva così Dai Gabriele! messo a nudo un po' di distrazione in difesa, ma appena avuto l'occasione di Bene, seguiamo. rimettere nuovamente 3 gol tra 6 avversari non se l'è lasciata sfuggire. Quando manca poco più di un quarto d'ora vedremo anche, qualora il risultato non dovesse cambiare, vedremo anche l'entità del recupero. Tanto Rosato prova a passare su Zanghi, che però usa l'esperienza, va giù, guadagna fallo. Era quello che voleva ed è quello che ha ottenuto. Nella linea di fondo. Gioca corto su Basile. Kubi viene incontro. Anche in questo caso c'è il fallo. Manfred. Tocco corto per Bargione. Ancora Manfred. Tocco per Tarantino, nuovamente per il suo numero 16 che gira su Bargione. Zanghi. Batte lungo ancora per cercare la corsa di Viviano, però anticipa il movimento Alicata e si accontenta del rinvio dal fondo. Per fare il fotomontaggio. Ma che mangiate? E gli ultimi due cambi della partita e della stagione per il CUS, con l'uscita di Tarantino e l'uscita di Manfred. Dentro tutto il mondo con il numero 14 e lo Monaco con il numero 20. Cambi ultimati per Mister Perrone. Ma se abbiamo problemi nelle partite di campionato, ma tu pensi che ai genitori che fanno venire? Quello non lo fa secondo me. Ed è un peccato perché sono pure belli i tornei. Cadi. La palla rimessa in gioco dalla Academy Ribolla con il recupero da parte di tutto il mondo verso Terranova, che lotta con Lucchese, il quale ha la meglio e poi riesce anche a servire sulla corsa Dalfino al duello, anzi si tratta di Pagliari che recupera il pallone, poi Dalfino fa scorrere Rosato. Rosato l'appoggio all'indietro per il tentativo con la chiusura ancora ai danni di Scordato questa volta. Brava, allarga. Ma insiste l'Academy con Renda che va al centro, lo calmo. Academy mai sazia. Voglio vedere il doppietto. Zanghi. Tanto attenzione ancora alla corsa sulla destra con la palla messa poi fuori dalla difesa del CUS. Bargione. Battuta lunga. Basile riesce a tenerla in campo in due tempi, poi però non riesce a gestirla. Rosato la perde a sua volta. Zanghi. Si gira e porta avanti la sfera Bargione con il lancio in avanti, la palla controllata però con grande maestria. Qui Kubi recupera, ancora si lotta là in mezzo, pallone recuperato da tutto il mondo, lo scarico su Viviano che si gira, calcia col sinistro, palla fuori. Vedo. Cosa?
Ultimi 11 minuti di questo match più eventuale recupero, con Cubi che recupera palla, prova a passare, viene però fermato all'intervento di Palazzotto, poi Scordato cerca di lottare, resiste Cubi al suo intervento, ancora Cubi fermato, però Viviano prova a strappare per recuperare il pallone, ci riesce poi Cubi in un secondo momento. Cubi, scarico indietro, preso in controtempo tutto il mondo, allora può ripartire l'Academy con questa palla di Lucchese per la corsa di D'Amico. D'Amico può scattare sulla destra, inseguito da Lomonaco che però va per le terre, allora Lucchese, Renda, limite dell'area per il capitano dell'Academy che tocca ancora corto su Lucchese, perdono però il pallone i due. Alla fine pallone allontanato dall'Academy che riesce anche a recuperare con Scordato. Ancora il numero 11 che tocca indietro, Palazzotto, riescono a scambiare con grande facilità i giocatori in maglia arancione. Ancora Scordato, cerca la ruletta su Cubi che poi recupera, riesce anche ad alzarsi e gestire il pallone. E c'è il fischio contro il numero 11. La battuta di Palazzotto. D'Amico con la sponda per Dalfino. Dalfino va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro. E poi esce. Palla al piede Terranova. Cubi non riesce a gestirla. Allora Rosato. Renda. Apertura a sinistra per Scordato che controlla in maniera un po' difficile ma riesce comunque a gestirla. Renda per D'Amico che controlla a seguire in maniera sbagliata. Lopizzo riesce ad avere la meglio su Cricchio, poi si gira. Ancora Lopizzo allarga per la corsa di D'Amico, affrontato in maniera regolare. E dunque calcio d'angolo sull'intervento di Lomonaco. Ma è che una tiene di parlare quando c'è qualcosa che non devi fare così. 1-0. Comunque l'hanno dato Calcio d'angolo, sempre Palazzotto a battere. Direttore di gara che invita il numero 18 a battere velocemente. La battuta verso il cuore dell'area, anticipato dal Fino. E poi si accontenta del fallo laterale. Lopizzo. Anche le rimesse per Alessio Palazzotto. Che chiede ai suoi compagni di riempire l'area. Poi va dove c'è Zanghì. Guadagna un altro fallo laterale all'Academy che adesso è in controllo delle operazioni. 7,5 più recupero. Se limitato ai soli cambi dovrebbe essere di non più di 3 minuti, considerando l'ampio margine tra le due squadre, quindi ci abbiamo a vivere presumibilmente gli ultimi 10 minuti della stagione del CUS Palermo, almeno limitatamente agli allievi under 17 di Mister Perrone. Ovviamente CUS Palermo che con altre compagini del proprio nucleo giovanile ha ottenuto e sta ottenendo buoni piazzamenti, uno su tutti gli allievi under 16 con i giovanissimi under 15 di Mister Demma, che ieri con la vittoria contro il contro il sono riusciti a sigillare il secondo posto nel proprio girone, il che vuol dire non solo qualificazione ai playoff ma anche fattore campo nella post-season, almeno relativamente al proprio raggruppamento.
A proposito di Cus, non possiamo non menzionare la Juniores guidata da Mattia Rao, che spesso e volentieri davanti alle nostre telecamere ha sfoderato grandi prove, e domani alla Panormus contro il Resultana San Lorenzo cercherà di agguantare il primo posto nel proprio raggruppamento, primo posto che vorrebbe dire appunto vittoria del girone. Torniamo in cronaca con QB che perde il duello con Renda, subentra nell'azione tutto il mondo che tocca su Cricchio anticipato da Pagliari, D'Amico, poi Rosato insegue il pallone, riesce a girarlo su Lucchese. Lucchese all'1 contro 1 con Basile. Lucchese però a prendere campo allunga la falcata, sempre Lucchese al centro, Lo Galbo si accartoccia sul pallone e lo fa suo. Palla persa però ancora dal Cus, subentra Foresta a dare una mano, poi Lucchese fermato col fallo da Foresta. Lucchese per il calcio di punizione, ultimi 4 minuti e mezzo circa, più recupero, con mister Zammitti che dà indicazioni a Lucchese per questo calcio di punizione. Uno schema che però applicato nel peggiore dei modi e consente al Cus di recuperare palla con Cubi. L'avanzata a sinistra di Cricchio. Cricchio tiene, no, non tiene il pallone in campo. Altra occasione che sfuma. Allora Academy ribolla in possesso. D'Amico scavalcato dal pallone, subentra Rosato che può innescare la corsa dell'inesauribile Dalfino. Ancora Dalfino, passa dal centro, c'è Rosato che controlla, Rosato evita un avversario, poi c'è il tocco per Lucchese e Lo Galbo con un grande intervento nega la cinquina all'Academy. Ma tutto troppo facile ancora una volta per la squadra di Zammitti. Cambio in casa Academy prima del calcio d'angolo. Con l'ingresso di Lupo. E l'uscita proprio di Dalfino, uno dei migliori in campo, ma scarseggiano i giocatori sotto la sufficienza in casa Academy quest'oggi. Colpo di testa! E la palla che finisce fuori, credo, da parte di Lopizzo. Tornano a fioccare le palle gol, 2,5 più recupero. Partito ormai abbondantemente agli archivi per quanto riguarda il risultato, con l'Academy che per quanto riguarda la corsa al quarto posto ha fatto il suo. Si attende soltanto di capire l'andamento della gara del Buon Pastore per capire chi sarà quarto e chi sarà quinto al termine di questa regular season. Intanto occhio alla corsa di Cubi dall'altra parte. Cubi atteso dall'avversario, poi cerca il tiro, ha provato a beffare, a sorprendere Vella, che però è stato molto attento. Lopizzo allarga a destra per Pagliari, lancio per Lucchese, controllo elegante, poi sombrero ai danni di tutto il mondo e appoggio. Renda non controlla, poi va a ringhiare su Cubi, recupera palla scordato, subentra Lupo nell'azione. Lucchese, l'aggancio per
c'è il tocco largo a sinistra ancora per Lupo che prova a entrare in partita, evita un avversario, sempre Lupo, il movimento da parte di Scordato, poi il cross e palla in calcio d'angolo. Noi stiamo per entrare nell'ultimo minuto dei 90, poi occhi sull'arbitro per capire quale e quanto sarà l'extra time di questa partita. Che batte Palazzotto dalla bandierina, altro colpo di testa di D'Amico completamente indisturbato. Zanghi, lancio verso Basile che non aggancia. Con le mani Palazzotto, cercato Lucchese, abbrancato da Zanghi, punizione Academy. Sul pallone Lucchese, sta per scadere il 90°. Gioca corto Lucchese con Lupo, scambio ancora tra i due. Avanza il numero 10, fermato per un attimo, poi la via di mezzo tra un tiro e un cross che non viene controllato. D'Amico però tiene il pallone in campo, propone il cross col sinistro, Lucchese scavalcato, c'è Lupo dall'altra parte. Pallone è letteralmente portato alla spalla dei giocatori dell'Academy, con Lupo che propone con l'esterno, scavalcato Lo Calvo. E la palla che finisce in rete, il gol del 5-1 per l'Academy che arrotonda il parziale con la rete del 5-1. Bravo Giacomo, bravo. Ed è stato credo Lopizzo in proiezione offensiva, il numero 5 per il gol numero 5. Per la chiusura in bellezza di questa partita e di questa regular season. Tanto cerca la corsa a sinistra senza successo Terranova. Il Cricchio interviene, allontana Pagliari, si lotta in mezzo al campo, ormai si attende solo il segnale di chiusura di questa partita. Brutta scoppola in chiusura di stagione per il CUS, chiusura invece in trionfo e quarto posto più vicino per l'Academy che non si ferma. Lucchese, conclusione, Lo Galbo. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Lucchese cerca e trova Basile questa volta. Cubi resiste all'attacco di Scordato, poi Bargione lancia Basile dall'altra parte. Basile prova a puntare, poi si sistema il pallone per il cross che parte, deviato da Alicata, calcio d'angolo, chiude quantomeno in attacco il CUS. Basile con l'arrivo anche di Bargione, vuole battere lui verso l'area di rigore. Palla in aria, colpo di testa, poi si lotta ancora lì in mezzo finché non arriva l'uscita di Vella che fa sul pallone. Il direttore di gara che ha dato un recupero abbastanza ampio, scelta un po' inspiegabile considerando il punteggio. Intanto pallone ancora con la corsa in avanti da parte di Rosato. D'Amico in area per Rosato,
Rosato passa dal centro lucchese, l'uscita di Logalbo Nessuno vuole tirare. e poi allontana Basile. Si continua a giocare con l'Academy in possesso. Lupo passa dal centro, lucchese va giù, scivola, la prova a ripartire Kubi, scaduti 4 minuti di recupero, corsa di Viviano che ha la meglio in velocità sull'Opizzo, calcia, la palla si spegne fuori, stremato Viviano, corso tanto, ha cercato tante volte la via del gol, trovandola solo con un colpo di testa su calcio d'angolo. Quattro e mezzo oltre il 90esimo, il direttore di gara che decide che può bastare così, finisce in trionfo la stagione, o meglio la regular season dell'Academy di Bolla, che batte 5-1 il Cus Palermo qui al campo di Via Altofonte. Si può avviare al meglio verso i playoff la squadra di mister Zammitti, finisce invece con una dura sconfitta il campionato del Cus, che invece era arreso alla prospettiva di chiudere qui la sua stagione. Vi ringraziamo per averci seguito, appuntamento ricordo oggi pomeriggio ore 16 per Sant'Anna Enna Villarosa di prima categoria. Un ringraziamento ancora a chi ci ha seguito, alla prossima.